Cari amici di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a Chiesa Uzzanese, è arrivato agosto ed è tempo di trofeo Maionchi perché quest'anno sarà anche la 30° anno, 30° trofeo Maionchi Nevio alla memoria e il nono Memorial Maionchi Nilvo. La gara organizzata dalla Unione Sportiva Toscos Chiesa Uzzanese e dalla famiglia Maionchi, da tutta la famiglia, dal capostipite Nadio con tutte i figli e le nipoti che portano avanti questa grandissima tradizione. Pensate, 30 edizioni di questo trofeo Maionchi Nevio, a cui si è aggiunto poi il nono Memorial Maionchi Nilvo, gara che vedrà al mattino, quelle che state vedendo sono le immagini del mattino, quella della categoria allievi, e poi al pomeriggio ci sarà la categoria juniores. Una gara in linea, per gli allievi sarà un chilometraggio di 75 km e 800. Ci saranno anche dei premi, ci sarà il traguardo volante in onore di Cristiano Benedetti, il traguardo volante in memoria di Bruno Campinoti, quello a punteggio però ci saranno al terzo, quarto e quinto, mentre quello per Cristiano Benedetti al secondo giro. Quello che state vedendo è la presentazione delle squadre. Abbiamo visto prima uno dei membri della giuria, Elisabetta Fambrini, che era il giudice di arrivo, che sta facendo sfilare le varie formazioni sul palco. Saranno 43 formazioni al via, con 136 partenti, quindi un grandissimo parterre, più di 130 per questa giornata. Siamo ad agosto, molti ragazzi magari sono in ferie, come abbiamo visto prima il campione lombardo, ora adesso qui sfila il team Franco Ballerini con il campione regionale Niccolò Iacchi. Il percorso che prevede 4 giri pianeggianti con 3 volte l'asperità del Monte Carlo dal versante di Poggio Baldino, uno dei tanti versanti. E questa gara della categoria allievi, intanto stiamo vedendo nelle immagini anche Nadio Maionchi, questa gara per la categoria allievi, che per il secondo anno sarà valida prova della challenge Lucca Pistoia, che è la seconda edizione di questa challenge, quindi si andrà a mescolare con, in base anche al proprio risultato, al trofeo Carlo Alberto Pellegrini, che si corre il giorno di Ferragosto. Esattamente, la mattina ci sarà la Firenze Mare, la storica Firenze Mare, e poi ci sarà il via e poi ci sarà ovviamente il trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Intanto Elisabetta Fambrini con Pamela Maionchi, che ha dato il via ufficiale a questi 136 atleti che si sfideranno per questo trofeo Maionchi, giunta alla 30ª edizione. Vedremo poi quello che succederà anche durante. Molte volte l'anno scorso fu una gara veramente molto combattuta. Abbiamo detto verrà assegnata anche la maglia della challenge, che poi con il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, dicevamo prima, a seconda del punteggio ci saranno 30 il primo, 27 il secondo, 24 il terzo e via via fino al 15° posto verrà assegnato punteggio. Intanto ricordiamo anche che prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Cesare Cipollini, scomparso nella giornata di giovedì, e proprio il giorno prima della corsa del trofeo Maionchi c'è stato il funerale di Cesare Cipollini, ex campione di ciclismo, veramente amato veramente da tantissima gente. La famiglia Cipollini ha una storia nel ciclismo, tutti conoscono Mario, ma Cesare è stato veramente, ricordiamo la sua vittoria ad esempio al Giro dell'Emilia del 1983, per citarne alcune, ma da dilettante ha vinto tantissime classiche di quella che è. Tra l'altro anche lui ha vinto la Firenze-Viareggio nel 1977, se non dovrei sbagliare dovrebbe essere il 1977 l'anno in cui Cesare Cipollini vinse la Firenze Mare. Intanto abbiamo visto il primo passaggio dopo 9 km, gruppo compatto. Stiamo per andare verso Marginone, davanti al Garden Cinzia. Abbiamo svoltato proprio sul cavalcavia che porta verso la zona di Marginone, quindi poi da Marginone si tornerà verso San Salvatore e poi si tornerà nella zona di Chiesa Nuova Uzzanese. Ci sarà il traguardo volante in onore di Cristiano Benedetti, il primo traguardo volante dei 4, 3 saranno, uno sarà a punteggio, uno no. Questo di Cristiano Benedetti vedrà solo il vincitore. Per ora il gruppo è compatto, sono le maglie della Vangi Samaricambi il Pirata. Come detto, Cristiano Benedetti, ragazzo scomparso purtroppo nel 2014, il giorno del suo compleanno tra l'altro, è veramente una sfortuna, un ragazzo a cui il trofeo Maionchi, Nadio Maionchi e tutta la sua famiglia ricorda ogni anno, cerca di ricordarlo veramente ogni anno, e vedremo chi sarà. Siamo intanto in zona proprio Marginone,
qui si passerà anche il 15 di agosto con il trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Intanto siamo piombati al 18° chilometro di gara, c'è Pietro Menici che sta per transitare, è lui il vincitore del traguardo volante in onore di Cristiano Benedetti. Vediamo anche il cartello, 10° Memorial Cristiano Benedetti. Intanto continua nella propria azione, vantaggio per Pietro Menici, 15 secondi sul gruppo. Intanto andiamo anche a ricordare gli sponsor della manifestazione, la Green, la MNG Robot Store, la ristorante pizzeria La Piazzetta di Chiesa Nuova Uzzanese, la Alcol, la Rossi Costruzioni, la Nencini Sport, la Puccinelli Costruzioni. Intanto vediamo il passaggio del gruppo, 2 uomini che si sono avvantaggiati, Coppola e Rocchi, Coppola del team Cesaro mentre Rocchi è del team Valdignevole. Sta passando ora il gruppo, un ritardo confermato di 15 secondi al passaggio dopo 18 km. Altri sponsor della manifestazione, la Conad City di Chiesina Uzzanese, il Bar Sport 2, questi alcuni sponsor della manifestazione, l'Agraria Sorini, la Tofficina Piattelli. E intanto con le immagini siamo giunti al 30° chilometro di gara, in questo momento con il gruppo che è compatto, quindi gruppo compatto tornato, rientrato il tentativo di Pietro Menici, niente da fare, per ora c'è un grande controllo, vedremo anche che cosa succederà. Chiaro. C'è stato anche il primo traguardo volante in onore di Bruno Campinotti, il primo traguardo volante è stato vinto da Niccolo Iacchi, il campione regionale del team Franco Ballerini, campione toscano del team Franco Ballerini, davanti al duo della Sacilese, ovvero Dalle Crode e Roveretto. Questi sono le seconda e terza posizione. Intanto vediamo che è cambiata la situazione, siamo al 35° chilometro di gara, è evaso in questo momento il corridore della FDB Sport Club, si tratta di Edoardo Riccadona, quindi Riccadona, zona San Salvatore per lui, quindi si tornerà ora in zona diciamo Chiesa Nuova Ozzanese. Qui siamo nella parte, anche qui si svolgeva una gara, esattamente il trofeo Puntoni, proprio qui a San Salvatore si correva, e tra l'altro Edoardo Cipollini vinse nel 2019 il suo secondo titolo regionale nella categoria esordienti. Intanto vediamo anche i tempi, in questo momento il ritardo del gruppo, 40 secondi il ritardo del gruppo, mentre si è già svoltato per tornare verso Chiesa Nuova Ozzanese. Il gruppo in questo momento veramente in lunga fila indiana, vediamo diverse le formazioni che si susseguono sulla testa del gruppo. Vedremo poi, anche perché si andrà ad affrontare il Poggio Baldino, poi sono anche le maglie della Bessi, Ferruzzi della Bessi di Calenzano nelle prime posizioni del gruppo, uno dei favoriti sicuramente quest'oggi di questa gara riservata alla categoria allievi. Ricordiamo, come detto prima, c'è la challenge, viene via un drappello di 4-5 corridori tirato proprio da Ferruzzi, poi altri atleta della formazione della CPS che sta provando a rilanciare l'azione, Acquaroli che stava provando, ma un gruppo che è già rientrato. E con le immagini siamo arrivati al 44° chilometro di gara, si va a fare la prima volta la salita del Poggio Baldino, 4 uomini al comando, Riccadona in ultima posizione, poi davanti a lui dovrebbe essere Moriconi della Cotignolese, poi c'è Damiano, eccolo qui il primo piano del corridore della Empolese, e poi c'è Pablo Ramon Rocchi, il corridore del team Valdignevole, anche lui sicuramente uno dei favoriti di questa manifestazione, di questa gara. Anche Damiano, che in salita ha dimostrato di cavarsela veramente molto molto bene, di essere una delle punte della formazione dell'Empolese. Intanto siamo sullo strappo più duro, il primo strappo del Poggio Baldino. Aspettiamo ora il gruppo, quello che rimane del gruppo, perché sono venuti via diversi corridori, maglie del team Cesaro, anche quelle della Bustese Ologna, Doghetti lo abbiamo riconosciuto, poi vediamo è Giacomo Agostino del pedale senaghese, sono 3 maglie del pedale senaghese insieme a lui, vediamo anche la maglia della Romanese,
E adesso andremo anche a fare un attimino la situazione. Questo è Palombi del team Cesaro, davanti a lui c'è Doghetti della Bustesi Olonia, poi ecco Agostino della formazione della Pedale Senaghese, il campione lombardo. Li vedono e Riccadona si è staccato. Vediamo che il campione lombardo si è messo davanti a fare l'andatura, è proprio lui che sta rilanciando l'azione sul Poggio Baldino. Vediamo Doghetti in seconda posizione, poi 3 atleti del pedale senaghese in susseguirsi. Dovrebbero esserci Ruggero sicuramente e Brenna, dovrebbero essere i 2 compagni di squadra per lui. Intanto Riccadona è stato ripreso, esatto, non ci sbagliavamo. Poi Palombi, poi c'è un altro portacolori, dovrebbe essere Picchianti del team Val di Nievole. E questo è il gruppo, adesso diamo anche ritardi, abbiamo visto che stavano rientrando intanto sulla testa della corsa il drappello davanti. Eccoli il distacco, siamo in ritardo, il gruppo 36 secondi il ritardo del gruppo. 36 secondi, vedremo poi che succederà. Anche le maglie della Vangi Samaricambi, il Pirata nelle prime posizioni. Noi abbiamo ricordato prima alcuni sponsor, non lo ricordiamo che il GPM intestato è in ricordo di Massimiliano Canestrelli. Sponsor, intanto eccolo qui, siamo a Monte Carlo, quindi siamo quasi al GPM. Vediamo Damiano che spinge con Moriconi che è alle sue spalle. Vediamo Damiano, l'abbiamo detto, le sue doti da scalatore, e infatti vediamo che lascia lì sul tratto più duro, quindi dovrebbe essere lui a prendersi il primo GPM di questa giornata. GPM, come detto, che per gli allievi sarà intestato, sarà il ricordo di Massimiliano Canestrelli, ed è proprio lui che si va a prendere il GPM. Primo Damiano, secondo Moriconi, passa ora in questo momento, diamo anche i distacchi, passa ora in terza posizione, è passato Agostino, quindi queste le prime 3 posizioni sono rientrati, quindi c'è questo drappello di corridori alle spalle. Vediamo dietro, si muove anche Pavi degli Innocenti, abbiamo visto muoversi anche Giulio Pavi degli Innocenti. Gruppo molto allungato, ritardo in questo momento al GPM che si mantiene invariato il distacco, nonostante c'era stata una leggera accelerazione da parte del gruppo. Al GPM veramente sono stati, vediamo, stiamo risalendo, siamo in fondo al gruppo chiuso dagli atleti del team Cesaro. Siamo intanto ritornati a Chiesa Uzzanese, siamo al 51esimo chilometro di gara. Per Bruno Campinotti il secondo traguardo volante in ricordo di Bruno Campinotti, vedremo chi se lo andrà ad aggiudicare. Il terzo in realtà, perché il secondo è stato vinto da Riccadona su Iacchi. Vedremo il traguardo volante. Vediamo in prima posizione il corridore della Romanese, vediamo se c'è volata, un attimino c'è volata, ci sembra essere Doghetti, dovrebbe essere il corridore. In realtà no, non è lui, se lo va a prendere Nicola Cocco della Sacilese, l'ultimo traguardo volante, davanti a Palombi, e in terza posizione è Rocchi, questo è il terzetto. Siamo al passaggio con il gruppo, sono le maglie della Vangi Samaricambi, il Pirata, che stanno provando ad uscire dal gruppo in questo momento. C'è stata un'accelerazione, sembrava essere almeno Tarallo, era 37 secondi. Abbiamo dato anche il rilevamenti tempi al passaggio. Intanto siamo sulla seconda asperità, quella sempre il Poggio Baldino, da ripetere 3 volte. Questa è la seconda volta del Poggio Baldino ed è il campione lombardo Agostino del pedale senaghese che sta facendo l'andatura. Noi ricordiamo anche gli altri sponsor, la Iuscavarna, la famiglia Bianchi, macelleria, salumeria, gastronomia, il suo rettificio 2C. Tanto vediamo, si stanno un po' susseguendo gli atleti al comando. La Paola Pippi, altro sponsor di questa manifestazione, la rosticceria, gastronomia, polleria Guerrieri, la Paganelli Maurizio, la bottega della bici di Enrico Frediani. E intanto è Damiano che si porta di nuovo al comando di questo drappello di fuggitivi. Eccolo qui, Damiano, prima posizione per il corridore della Empolese, alle sue spalle il corridore del gruppo sportivo Parmense Testa, poi dietro Doghetti, poi c'è Agostino, come detto, con Brenna e con Ruggero, con loro il corridore della Romanese, lo abbiamo visto in precedenza sotto il traguardo, Ruben Ferrari della Romanese. Poi ci sono Matteoli che è rientrato, dovrebbe essere Matteoli con Rocchi,
e con Picchianti, vedremo ora. Intanto è andata a fare l'andatura a testa, questo è il secondo GPM, sarà l'asperità di Poggio Baldini è così, no? Si va un po' a strappi, vedremo, sono in questo momento una decina di corridori, qualcosa di più, infatti eccoli qui, li vediamo, c'è proprio Matteoli con Picchianti, quindi è rientrato anche il corridore del team Val di Nievole, due corridori, tra l'altro Picchianti, tra l'altro Matteoli è un corridore veramente molto molto forte, molto veloce, ha già trionfato 4 successi per lui quest'anno, quindi la tattica di gara sarà quella di isolarlo, come si dice in gergo. Eccolo lì anche in prime posizioni, vediamo chi prova a partire, sembra essere Doghetti, vediamo se è proprio il corridore Abustese Ologna, lo riconosciamo Doghetti con Damiano, Doghetti e Damiano con dietro Agostino che li sta seguendo, sprint per il GPM ed è il portacolore Abustese Ologna davanti a Damiano, terza posizione per Agostino. Sono queste le prime 3 posizioni del GPM, occhio a Damiano che comunque sia ha già colto un primo e un secondo posto, un po' in difficoltà Morriconi. Passa ora al GPM il gruppo, sempre diciamo dire in copertura Giulio Pavi degli Innocenti, probabilmente per coprire l'azione del compagno di squadra davanti. Siamo al GPM, abbiamo visto il gruppo che ha un ritardo di una quarantina, siamo intanto al suono della campana, è ultimo giro, siamo ormai veramente nel finale di questa corsa, siamo al 63esimo chilometro di gara, sta passando ora un terzetto, c'è Giulio Pavi degli Innocenti, c'è Flavio Astolfi che stanno provando ad uscire dal gruppo, ritardo per loro 45 secondi, 45 secondi per questo drappello, per questo terzetto, altri inseguitori che passano ora a 1 minuto per questa coppia. Gruppo che passa ora, tirato da Giulietti del team Franco Ballerini, ritardo 1 primo e 30 secondi. Questo è il ritardo del gruppo quando è suonata la campana. Vedremo chi si aggiudicherà questo 30esimo trofeo Maionchi Nevio e il nono Memorial Maionchi Nilvo. E vedremo, siamo intanto già con le immagini piombati sull'ultima volta del Poggio Baldino, siamo in salita, si stanno un po' controllando, però così facendo stanno facendo il gioco di Matteoli, il corridore del team Val di Nievole, che è un atleta veloce, lo conoscono, quindi c'è il rischio veramente che se lo portano in volata è come portarlo in parata. Vediamo, si controlla Agostino, è rientrato anche Ferruzzi intanto, c'è anche Ferruzzi, è riuscito a rientrare il corridore della Bessi, quindi occhio, anche lui abbastanza veloce, vedremo Ferruzzi, poi occhio anche al pedale Senaghese, ne ha 3, abbiamo detto prima, Ruggero e Brenna sono quelli che accompagnano il campione lombardo Giacomo Agostino, che veramente inizia a essere caldo perché l'orario inizia a essere un po' molto molto caldo, vedremo quello che succederà. Primo piano per Cesare Picchianti del team Val di Nievole, per lui 2 successi quest'anno, tutti e 2 con Assoli, team Val di Nievole che ne aveva 3, ci sembra che non ci sia più Rocchi, probabilmente un po' in difficoltà per lui, vedremo se ci sarà anche sprint per il Gran Premio della Montagna. Ci sembra pedalare molto bene anche Testa, il corridore del gruppo sportivo parmense, sembra pedalare molto molto bene. Primo piano per il corridore del team Val di Nievole Picchianti, chiaro che ora si iniziano le strategie, il team Val di Nievole vuole tenere il ritmo buono e soprattutto un ritmo alto ma non troppo, per non mettere in difficoltà Matteoli, che potrebbe essere messo in difficoltà, però siamo quasi al GPM e Matteoli è riuscito a superarla senza problemi indenne. Vediamo Picchianti, vediamo chi parte di nuovo Doghetti. Parte di nuovo Doghetti, vediamo chi gli si metterà, Picchianti in seconda posizione, potrebbe essere queste le prime posizioni, passa Doghetti, passa Picchianti, terza posizione dovrebbe essere quindi Doghetti che si va a prendere il GPM in memoria di Maurizio Canestrelli, perché 2 primi posti. E intanto vediamo proprio nel dettaglio, abbiamo visto come Picchianti, come Matteoli proprio è a ruota del compagno di squadra Picchianti. È chiaro che ora la strategia della formazione del team Val di Nievole è quello. Siamo in zona San Salvatore con il gruppo, siamo a 4 km dall'arrivo, quindi manca veramente poco. Sponsor della manifestazione altri come la Fairpoint, la Garden Cinzia, come ci si passava prima per andare verso Marginone, il Troni di Ponte alla Ciliegia, Non Solo Fiori di Pescia, la Molendio Linto, la Hydrotect, la Active,
la Ital Pork, la Casata Davini, l'auto Pippi Chiesina, la officina meccanica Benedetti Giuseppe Figli, la Frantoio Fulvio Lenzi, il ristorante La Nina. E intanto siamo proprio nel finale con Cesare Picchianti che sta provando, siamo ai 2 km dall'arrivo, occhio perché prova l'azione, è rientrato anche Flavio Astolfi, occhio veramente, siamo nel finale con Picchianti e Astolfi, guardate la velocità, è venuto su a doppia velocità, gran rimonta, ha speso tanto Flavio Astolfi per rientrare, ma ci sta provando, ricordiamolo, suo papà Claudio Astolfi, vincitore anche di un giro della Lunigiana tra le altre. Eccolo lì, sono venuti, vantaggio sempre minimo, vedremo cosa succederà, vantaggio minimo, Astolfi si volta, non c'è, non sono convinti, si volta anche in questo momento Picchianti, non devono, se vogliono provarci devono andare a diritto, il vantaggio era minimo, un 50 metri, niente di più. Però bisognerà anche un po' vedere anche le energie, si voltano freneticamente, quando ci si volta freneticamente è difficile venire via, infatti ecco il gruppo è lì, il drappello dietro, no? Rilancia l'azione di nuovo Astolfi, ma a questo momento non si devono più voltare e invece l'errore probabilmente che stanno facendo sia lui che Picchianti, voltarsi in continuazione. Ora sembra essere convinto finalmente il corridore della Duppic e vediamo che c'è un po' di contraddizione, è chiaro che Picchianti dietro sa che se la può giocare con Matteoli, il team Valdignevole, se rientrano è il più veloce, intanto è ultimo chilometro, ultimi 1000 metri con Astolfi che chiedeva collaborazione, ma è chiaro che avendo dietro un Matteoli difficile che il corridore del team Valdignevole collabori, infatti sembra come gli abbia detto vai, se vuoi andare vai, io non collaboro, chiaramente dietro con Matteoli è un'altra cosa. Ora Matteoli può stare a ruota, siamo già nel centro abitato di Chiesa-Nuova Uzzanese, vediamo, siamo proprio nel finale, curve contro curve e poi si uscirà fuori ai 200 metri dall'arrivo con Astolfi e con Picchianti, i due uomini che sono usciti fuori dai 2 km dall'arrivo, ma sono lì, è Ferruzzi che si stava Emanuele Ferruzzi che stava incaricando dell'inseguimento, è proprio il corridore della Bessi Calenzano, possiamo dire che sono usciti due uomini, sta uscendo anche un altro corridore dal drappello dietro, ormai non c'è più unione, veramente un finale avvincente, ultima curva in questo momento, ultima curva, si rientra sulla strada principale che porta verso l'arrivo, vediamo chi sarà a lanciare per primo lo sprint, è sempre Astolfi davanti, si volta per vedere, occhio perché sembra essere Doghetti, è rientrato con Ferruzzi Doghetti, quindi 4 uomini al comando, lancia la volata lo sprint proprio Flavio Astolfi con Picchianti, vediamo, li lasciamo andare, li andremo a prendere con la telecamera fissa, vediamo, rimonta Doghetti sulla sinistra del schermo, vediamo, è sempre davanti il corridore della Bustese Ologna, è nettamente davanti e va a prendersi questo trofeo Maionchi. Thomas Doghetti della Bustese Ologna davanti a Flavio Astolfi della Dipac, terzo Cesare Picchianti del team Valdignevole, quarto Ferruzzi della Bessi, quinto Francesco Matteoli del team Valdignevole, sesto Giacomo Agostino, settimo Matteo Ruggero, ottavo Mirko Damiano, nono Nicola Cocco e decimo Ruben Ferrari. Altri arrivi, altri passaggi, è stata veramente una prima gara di giornata molto avvincente, quella che ha visto trionfare Doghetti, un finale molto molto avvincente, intanto altri arrivi, è nata questa fuga di 10 corridori, poi 3 sono rientrati, poi sono rientrati altri 2, Astolfi è rientrato, pensate, l'ultimo giro, proprio all'ultimo giro, e ha animato la corsa proprio lui nel finale insieme a Picchianti. Poi come abbiamo visto Doghetti è riuscito a avere le gambe più pronte e ha vinto. Andiamo intanto con queste immagini alle interviste di Rita. Con il vincitore di questo trofeo Maionchi, Thomas Doghetti della Bustese Ologna, una buona prestazione, no? Per te sei riuscito a prendere la fuga giusta, non c'è stato accordo nell'ultimo giro, scatti contro scatti, poi sembrava essere andati via quei due corridori, Astolfi e Picchianti, però ci hai creduto e in volata sei stato più forte. Sì, è stata una bella volata, sono riuscito a riprenderli sugli ultimi 300 metri e ho preferito non aspettare ma tirare dritto fino all'arrivo e sono riuscito a passarli. Sei riuscito comunque a gestirti bene anche in salita, no? Lì non ci sono stati abbastanza strappi e comunque hai saputo gestirti perché anche sul GPM sei andato forte. Sì, la mia intenzione era provare ad andare via sul GPM fino all'arrivo, ma ho visto che anche nei pezzi in pianura riuscivano sempre a rientrare. Ci ho provato anche l'ultimo giro per vedere se magari cambiasse qualcosa, ma non cambiava niente, quindi ho aspettato il gruppo e ho sperato nella volata. Una dedica speciale per questa vittoria? Sicuramente ai miei genitori che mi hanno portato qua, alla squadra che mi supporta sempre e alla mia direttrice sportiva Cristina Leonetti.
Siamo con il secondo classificato di questo trofeo Maionchi, Flavio Astolfi, insomma ci hai provato veramente fino alla fine, eri fuori da questa fuga, sei riuscita a rientrare poi nel finale, probabilmente hai cercato di giocarti proprio alla fine, negli ultimi 300 metri sono venuti a chiudere. Sì, sì, proprio così. All'ultimo giro sulla salita di Monte Carlo li vedevo in cima, sono voltato e visto che dietro di me non c'era più nessuno, ho provato, ho dato tutto ciò che potevo per entrare davanti, in cima ancora non ero rientrato del tutto, ho continuato in discesa e li ho ripresi ai meno 5 km dall'arrivo. Era la tua tattica di gara, quella magari sono andati via in tanti, più di 10 erano, eri rimasto un po' chiuso dietro, hai dovuto fare un grosso sforzo, forse anche questo ti ha un po' penalizzato in volata. Sì, sì, assolutamente, avevo perso un po' il controllo della situazione, perché se non ero lì davanti con i primi hai sempre un po' di ansia, che perdi il controllo come ho detto, e perciò sì, in quei momenti devi solo pedalare e spingere. Siamo con il terzo classificato, Cesare Picchianti, insomma una buona prestazione di squadra, 3 in fuga, nel finale avevate anche la carta Matteoli da giocare, poi sei andato via con Astolfi, ci hai provato fino alla fine. Sì. Era andato via quel ragazzo che poi arrivava secondo, io non sono andato via per diciamo spezzare il gruppo, però è venuto da sé che dietro non sono venuti dietro, poi nulla, siamo riusciti ad arrivare nel rettilineo. Poi sono rientrati 2 ragazzi che poi ha vinto e poi quell'altro è arrivato quarto e poi nulla, quindi sono arrivato terzo. In volata non ne avevo tante. Comunque una buona prestazione, le gambe che stanno crescendo. Sì, sì, sono contento perché questo periodo non avevo fatto molti piazzamenti e quindi un terzo posto, anche se non è una vittoria, dà morale.